Cavaliere Moschita. Sono per giri nelle isole Antille. No, a mia moglie mi porto. Quale mia moglie? Ho telefonato perché mi voglio buttare a Ossia. Andiamo tutto noi. Non ci sono soldi necchi. Cavaliere, è tutto pagato. Viaggio aereo, hotel, e nacchi di chibiti, e cose da whisky. Ma pilo su... I film, cavaliere, da cammino a nuda. A nuda. L'avete presente? Oh, non ci dubito. Non è che sto scherzando. E non di queste cose, vedi, io parlo molto serio. 2 mesi fa, vedi che là c'è andato il dottore Scianghita e mi ha contato, posso parlare, non c'è nulla da dire. Santa Paolo, facci. Dice da Paolo. La mustata, che cosa sta capendo? Certo, quando hai visto a parte? Domani alle 8. Dice, va su con la moto. Alle 8 perché alle 9 già siamo dall'aria. Va bene, cavaliere? E mi raccomando, se portassi tutte le robe estive, non si mettessi quei 7 zoccole. E che da fa cavolo. E che il pilo ci sta aspettando. Va bene? A domani. Arrivederla. Ah, che ci dobbiamo arricchiare in questo viaggio. Ora, guarda che folla che c'è, ma tutto capato. Ah, dai. Cavaliere! Di casa si fatti. Buongiorno. Che si misi i zoccoli che non le cosette? Io non c'ero comandato altro. E poi che... Io ho vestito nero, si mette lei. Cavaliere, che metto carino, i palle prima di chiamare dell'aereo. Questo porta male. Perché la gente si vestono rossi, vinti, gialli. Io sono solo giave. I maglietti, lei sa portare i maglietti. Là è una valigia. Ma perché non va se si mette una maglietta? Ormai ho tempo non c'è più. A macchinare, perciò. Macchiniamo. Lo vede, cavaliere, come ci diceva, si stanno toccando tutti i palle, vedete? Qui non con questo vestito nero e ci prendiamo un zavotti ci Il prendiamo. volo Z1790 vi dà il benvenuto Meno a male bordo. che bene già stavolta, sta vedendo che bene già. Cominciamo un dopo. Buongiorno. Buongiorno, prego. Si chiama carina, ne dovevo quello che sto a Che numero ha, signore? Siamo nel 17 siamo stati un altro. Sì, sopra lei che mettiamo cavaliere. Solo mette la pattona finestrino, si scanda. E va bene, ci metto io. Allacciare le cinture di sicurezza. Cavaliere, non uscendo. Sta sincera la cosa, chi sta a curia, sa mentre si no. Gli ha questa manguccia riva. Gli ha questa giacca nivora, a lente nivora, ossia. E poi va, darci un barino, darci una monaca. Gli stavo facendo un viaggio bello, non stiamo arricchiando, già prima battere. Comandante vede il viaggio nero. Ma... Nivora pare. Assistente di volo prepararsi per il decollo. Ora stiamo andando per esempio nella pista, ora come picchia la violenza, prendiamo la prima chiamata, mi succhiamo come le vaccarette. A chi lo capinetto? C'è successo, non si scantasse. Non c'è manco un gabinetto qua. Ora già siamo, ora stiamo partendo. Dopo io bello. Si prega di non fumare. Non stai. Non stai vedendo già non la faccio. Vuole la busta? Ci picchia la busta? Vuole la busta? Gliela risponde. Oh, cavaliere! Sono vecchio o non sono vecchio? Ma chi fedo? Ma quanto sono cacavole? Ma che cazzo che cavolo accadeva degli cristiani? Io combasso, cavaliere, non ci siamo nulla che facciamo studiare. La signorina sta bene. Abbiamo ti aspetti. I signori hanno bisogno di qualcosa? No, signore, siccome sa com'è la prima volta che lui viaggia, ci è scappato qualche pieditello così. Capisco. Senta, ma potenzialmente qualche finestrino non si può distrarre, sa, per campare l'aria, che si cangia di chiesa. No, lo sa che non è possibile, non si può aprire il finestrino. Ah, certo, capisco. E se ha bisogno mi chiami, Sì, io così su botta che sto vicino. Il comandante Orazio Scalogna avvisa tutti i Vediamo passeggeri chi sta dicendo. che stiamo attraversando una forte turbolenza da est ad ovest. State tranquilli, toccate ferro. Ma lo tempo c'è, il giurissimo, sto vestito capace una disgrazia. Lei non ne aveva altro, vinti, gialli. Magari un malo tempo ora mi a mutare. Io sto fedo. Ma
Minchia, come sta ballando sto cosa, oh? Guardate che io... Minchia, mi stai scaldando, ne chiedo anch'io, anche chi ci ha chiesto qualche vodka. Anche noi. Cavaliere, a turbolenza già siamo entrati, vedi che già sta ballando l'aereo. Quando c'è questa cosa vuol dire che già siamo proprio nel centro di questa turbolenza. E la turbolenza, che vuol dire la turbolenza? La turbolenza sono le nuvole, quando lei sa che ci sono nuvole che vengono e che fanno. Poi ci sono le nuvole nere e le nuvole bianche. Quelle nere si acchiappano con le anche perché non si possono vedere. Allora quando si incontrano un davaria, bah! E si acchiappano fra di loro e formano un tubo ranne pieno pieno di scaffi. L'apparecchio ti trassi e non sa per su esce. Il comandante Orazio Scalogna Vediamo che dice avvisa ancora. i signori passeggeri che già abbiamo passato la forte turbolenza, Cavaliere, meno male. però stiamo perdendo i motori di destra. Minchia, che stiamo sto quasi ne che avete incontro qua tutti quattro quando siete caiti, eh? Come adesso l'abbiamo perso. Stai da vostro cuore, che perché ti sgazzi qua? Per sbagliate venite da fuori. Attenzione, attenzione. Io vediamo che sta dicendo ancora questo. Qui è sempre Scalogna che vi parla. Vi faccio sapere che siamo a 8000 metri, tutto può procedere bene e stiamo perdendo un altro motore. Minchia, dopo motore già. A questo punto noi dell'equipaggio abbiamo deciso, dato che non abbiamo più i motori, di ritornare all'aeroporto di Fontana Rossa. E speriamo che ci eravamo. Toccate sempre ferro. Cavaliere, stiamo tornando. I femmini. Lei ha il coraggio ancora di pensare alle femmine. Vuol dire che è tutto cacariato. E non sappiamo ancora su Cascame, ci eravamo a Catania e lei sta pensando ai femmine, va. Ma si dice su Rosario, no, piuttosto. Santa Maria, Madre di Dio, Attenzione, attenzione! che un'altra chiamata c'è dopo. Avvertiamo che il carrello delle ruote gentilmente non si vuole aprire. Buono, va. Sta facendo i capricci. Minchia, le ruote non ne escono, cavaliere. Vogliamo stare a mare. Il mare è calmo e tendiamo l'ammaraggio. Minchia, che disgrazia. Ma come vi chiamate la parte rivendenti a mia? Rivendenti non batto mai io. Attenzione, Vediamo che sta attenzione. dicendo. Stiamo prendendo quota. Preparare i canotti e i salvagenti. Minchia, sta facendo una mammetta, terroristi, a mare eravamo. Tu ci eravamo a mare forse. Piano piano ci arrivate e mettetevi la maschera. Bastarda, la maschera, guarda, me la va a mettere! Cavalero, tutto a posto! Ah, meno male, meno male. Ai. Io, guarda, Il comandante Magarino. Scalogna ringrazia tutti i passeggeri Pazzo, di aver sì. preferito i nostri comodissimi Pazzo, aerei. pazzo, sì! Ma Ai. potete chiamartelo, sto disgraziato, pazzo, Ai. senza motore, va! Nella speranza di riavervi tutti nei voli a Z, Sì, vi sì! augura un felice soggiorno in Sicilia. Oh cazzo c'è chiaro più! Amorino cavaliere, andiamo! Certo. Andiamo! Che siamo a tagliolino già! Ai! Io vedo che stiamo lasciando! I meduse che ne stanno venendo rappresso! Oh. Ma almeno siamo vivi! Toccamo ferro! Annata, che si tocca? Ah!